Amici bellini, veloce, visto che si parla di Imbocazzi e si parla di Zeballos, che insomma è un nome che ritorna, io volevo fare un mini approfondimento perché me li spiego certi nomi, altri meno, ma secondo me il Napoli sono due cose che deve fare e sono semplicissime. Cominciamo. Allora faccio in fretta perché in realtà devo andare a suonare quelle solite serate mie che devo andare sull'isola, insomma è un casino. Però velocemente, prima di tutto lasciate un like, benvenuti, ci sono molti nuovi iscritti e io a loro mi rivolgo, benvenuti, visto che su Zeballos noi avevamo già fatto un approfondimento e adesso ve lo ripropongo, così come abbiamo fatto un approfondimento su Manzambi, che in realtà è il primo dei due nomi che secondo me il Napoli dovrebbe veramente comprare. Se siete nuovissimi invece iscrivetevi al canale e con fiducia abbracciamoci in un'estate caldissima che vede il Napoli protagonista, dovrà vedere il Napoli protagonista del mercato in uscita. Questa è una cosa che ci dobbiamo mettere in testa perché altrimenti andiamo in difficoltà, andiamo in freva. Oggi è notizia che l'Inter su Calalili sta quasi per chiudere, insomma stanno molto forti, abbiamo parlato, insomma il profilo tecnicamente era impeccabile, poi si porta dietro altre problematiche che stavo per approfondire, ma adesso se la devono vedere loro a quanto pare. Se ci spostiamo, partiamo da questo presupposto qua, io la vedo così, nel senso parto con un Allegri con il 3-5-2, ovviamente qualcuno scrive 4-3-3, qualcuno 3-4-2-1, va benissimo, ce lo dovrà dire, si deve avere secondo me un'idea di base per costruire la rosa. In questo momento questa è la situazione, non pensiamo ai portieri perché quella è una situazione abbastanza definita, ne esce uno, ne viene un altro, oppure resti con uno dei due di Meret e Milinkovic-Savic e con gli altri ti arrangi. Questa è la situazione dei difensori. Ora quando si parla di Imbocazzi, che è un giocatore, io sono pronto per l'analisi, questa analisi qua dove lui molto bene nelle le palle liberate, molto bene nei blocchi, non si fa passare in dribbling eccetera eccetera, questa situazione che è molto positiva, il ragazzo ha 20 anni quindi è un under, quindi cosa vuol dire? Che rappresenta quel tipo di giocatore come hai fatto Rafa Marin, come hai fatto Nathan, come hai fatto Marianucci, cioè un giocatore che il Napoli può prendere se effettivamente questa trattativa esiste, giocatore che abbiamo visto un pochino al mondiale, ho recuperato una serie di immagini, un po' più piccoli, non è un Marcantonio norvegese, è 1,77 però è svelto, quando deve entrare in scivolata ci entra, non disdegna i lanci lunghi. Il problema è che questi paragoni sono con i suoi colleghi difensori però nella MLS perché gioca nel Chicago Fire. Ora io sono contento quando il Napoli cerca e prova ad individuare un giovane e vediamo come va. Semplicemente i giovani io li preferisco in avanti perché quando sono incoscienti con poca esperienza in avanti puoi creare dei dribbling, puoi creare delle cose, in difesa tendo a preferire i profili più esperti perché molto spesso abbiamo visto che gli allenatori stessi non si fidano di mettere un completo esordiente, a meno che non sei Cubarsí e parti direttamente, o Oisen che parte direttamente con le stigmate del campione e allora la giochi. Però questo è una di quelle operazioni che il Napoli probabilmente può fare perché si gioca sempre, ogni anno, fateci caso, un'operazione di un giovane, di un under che non ti occupa niente nella lista, magari non lo paghi tantissimo e questo potrebbe essere uno dei nomi, perché se è uscito, si è fatto, ha parlato anche, dice no, molti sono interessati, come le solite cose che dicono sempre le solite cose. Quindi mettiamo un Bocazzi da parte perché su pochi casi vediamo come funziona. E capiamo questa cosa, abbiamo tolto da mezzo Ghila, che era un ottimo acquisto secondo me, però io non mi strappo i capelli perché siamo già in 6. Se invece consideriamo Olivera qua, magari Allegri non lo considera braccetto, lo considera terzino. No. Allora Bocazzi te lo puoi giocare qua come vice buongiorno perché poi è mancino e quindi questa sarebbe la situazione dei difensori sempre che si giochi a 3. Ricordiamo che Di Lorenzo può fare anche il braccetto e sarebbe una cosa da valutare e questa è la situazione, a meno che non se ne parte uno. Se parte uno allora tu fai tutta una serie di altri discorsi. Questo perché parto dal discorso del 3-5-2? Perché a quel punto non mi spiego il Zeballos, di cui ho fatto un approfondimento che adesso vi posto. Ezequiel Zeballos, un giocatore di
23 anni, quindi non è utile per le liste, argentino, quindi anche extracomunitario, teniamo presente anche questo. Ho guardato un po' di highlights, ragazzi, dribbling e dribbling. È un giocatore che, volendolo vedere in positivo, ti infiamma, perché è quello là che ti alzi dalla sedia, è quello che non è stato Lang, è quello che in questo momento ci sta facendo vedere Alisson. Più che Alisson mi ricorda un po' più Neres, per il modo in cui accarezza il pallone e come punta gli avversari. C'è un problema però, oltre alla possibilità che sia innamorato del pallone, cioè ho visto molti più dribbling che non passaggi illuminanti, ho visto molti più dribbling che non tiri verso la porta. Sono poche le azioni di Ceballos col Boca Juniors, perché purtroppo molti infortuni. Qua vediamo che è attualmente infortunato, c'era una tabella infortuni, poi ve la metto qua, che abbiamo condiviso nel gruppo Telegram. Frattura della tibia, quindi niente di che, perché là è una roba traumatica, quindi non ti deve destare preoccupazioni. Lacerazione del menisco laterale, infortunio al ginocchio, e poi si è fatto anche rottura parziale del legamento crociato, poi problemi alla caviglia, infortuni alla coscia. Insomma, per essere così giovane un po' troppi infortuni, e secondo me per questo il prezzo, come vedete qui, lo porta intorno ai 3 milioni, il Napoli si parla di 9-10 milioni, e qua secondo me è una mini sfida che il Napoli può raccogliere. Certo, secondo me non ci devi puntare come tuo titolare assoluto, è una scommessa che puoi vincere o no. Se le scommesse non sono da 30 milioni ma sono da 9-10, secondo me è un'operazione che si può fare, perché il talento si vede, il talento è indubbio. Certo, io se devo scegliere vado su Mika Götze, per capirci, su quelli che sono i giocatori e le caratteristiche, che già campionati europei, più giovane, non ti entra in lista, già sta facendo una crescita nell'Ajax. Ecco, se dovessi scegliere un investimento lo farei su quello, perché è già mio pupillo. Però questo qua non dispiace a prima vista, e c'è anche un certo hype sul giocatore. Non so se... Poi vediamo qua le sue caratteristiche. Sui totali non ci sono grandi exploit, se non in questo caso sui passaggi completati, e soprattutto vedete sui dribbling. Però se andiamo per i 90 minuti, visto che ha giocato poco, per i 90 minuti nella media vedete che sale tutto, perché all'interno dei 90 minuti rispetto agli altri nel totale non abbiamo grandi numeri, però nei 90 minuti, quindi la media è buona anche a livello di assist, di passaggi, di dribbling completati. Se tu ne provi 6 e 3 vanno a segno all'interno di una partita, è un'ottima cosa, perché hai creato superiorità numerica e già non è una cosa scontata. Poi però devi vedere se questa superiorità la sai creare in Argentina, è un conto, crearla in Italia, come abbiamo visto, non è da tutti. Questo approfondimento su Ceballos, insomma, ci porta a un giocatore che sicuramente è talentuoso, che purtroppo non è più un under, e che quindi se tu giochi con le due ali, giochi a 3 in attacco, se giochi anche può fare probabilmente anche il sottopunta, potrebbe essere un giocatore alla Alisson Santos, però in questa zona qua. Poi dipende, secondo me può giocare da entrambe le parti. Però Neres, però Giovane, però Santos, però Aylang. Capite perché questo giocatore qua diventa un po' complicato pensare di prenderlo se non hai già in previsione un'uscita. Non è detto che debbano essere prima per forza l'uscita e poi dopo l'acquisto, puoi anche fare l'acquisto e poi piazzi il giocatore a livello cronologico, però lo devi prevedere, perché altrimenti c'hai un'abbondanza in attacco. Ricordati che c'è anche Ngong, ricordati che c'è anche Lindstrom, quindi questi giocatori qua che escono ci vado più piano, perché ha poco senso, a meno che non è un under che tu puoi mettere e valuti, come per tanti anni è stato Vergara l'ho messo lì semplicemente perché Manna lo ha citato tra i centrocampisti. Se il Napoli invece gioca a 2 a centrocampo e non a 3, ovviamente De Bruyne può fare questa zona qua, lo stesso Vergara può fare questa zona qua, e se si gioca a 2, uno dei due sia sottopunta sia a centrocampo, per me è proprio Manzambi. Perché io mi sono esaltato di nuovo? Perché guardandolo con la Svizzera ha talmente tanto strappo, talmente tanta confidenza con il pallone e la capacità di fare reparto da solo e di spaccare le squadre avversarie da solo, e mi ha ricordato un po' Rabiot a quella giovane età. E purtroppo è difficile pensare che ci puoi, perché adesso è esploso completamente sotto gli occhi di tutti. Però se il Napoli deve fare 2 acquisti, io dico 2 acquisti, devi rinforzarti sulla fascia destra, perché io qua stanno diventando troppo anziani, Politano, Di Lorenzo, eccetera eccetera. Spinazzola, hai rinnovato Spinazzola, che magari se Olivera gioca là te lo puoi giocare anche qua come Jolly. È lì
che devi prendere Singo. E Singo non dobbiamo fare nessun tipo di approfondimento, lo conosciamo bene, è duttile, te lo puoi giocare centrale di difesa o te lo puoi giocare a tutta fascia. E lì, secondo me, stai a posto per almeno altri 6 anni. Quindi questa è una prima cosa da fare. Guardando questa formazione e pensando che, visto che non fatemi fare il sarcastico, visto che non c'è Conte, non si infortuneranno mai, che è chiaro, no? Quindi non si infortuneranno mai, questa squadra è forte, gliela dai in mano ad Allegri, la gestisce, non c'è problema, non ci saranno infortuni, prendi Singo qua, se vendi uno McTominay non lo toccate proprio, se vendi uno tra Lobotka, Gilmour, Anghissà, se rinunci a De Bruyne, prendi Manzambi e hai un centrocampista totale che fa gol, che si butta in avanti ed è il Rabiot più giovane, con forza, la stessa forza di Anghissà ma più propensione all'attacco, e là veramente sto tranquillo. Singo, Manzambi, Ceballos è un rischio ed è tatticamente difficile da inquadrare. Bocazzi, vuoi fare questa cosa, questa idea, questo under così, va bene, però secondo me giocherebbe poco. Poi non lo so se Allegri, perché molti dicono Allegri li lancia i giovani, li ha lanciati ma poi li ha usati poco. In realtà, se andiamo a vedere, quindi questa è la situazione. Vedo che me la fa Marini, eccetera eccetera. Foloruscio, Lukaku in attacco, ovviamente qualche cosa se ne parlerà se Lucca convince Allegri ad essere il vice Højlund, caratteristiche completamente diverse, quindi devi giocare in due modi completamente diversi. Mentre Højlund e Lukaku, secondo me, se tu piazzi Lucca e ti tieni Lukaku a fare a mezzo servizio, sì, l'ingaggio è forte, però ce l'hai l'impatto di uno che funziona, e quindi te li puoi giocare anche insieme in certe fasi della partita. Piazzi Lang, piazzi Foloruscio, piazzi Mazzocchi, resti con uno tra Alisson Santos e Neres, perché poi Neres si sa che a livello fisico ti dà qualche dubbio, e poi lo puoi sostituire con Giovanni, lo puoi sostituire con Vergara, De Bruyne lo puoi gestire in un certo modo. Secondo me questo è. Poi in questi giorni arriveranno nuove indiscrezioni e ci faremo un'idea se queste indiscrezioni poi sono vere. Però questa è la situazione secondo me, e sul mercato non ci dobbiamo affannare, non dobbiamo pensare stiamo perdendo quello e quella. Il Napoli secondo me deve fare due cose. Sembra quasi che sai, poco. Allora, poi se riesce a vendere può fare le cose di conseguenza. Vi ringrazio dell'ascolto, potete lasciare un like finale, vado a lavorare, voi siete i miei eroi che guardate tutti i video, alcuni capiscono, altri non vogliono capire, poi ho visto che io sono responsabile di quello che dico, non di quello che gli altri capiscono. Penso di essere abbastanza chiaro sia in italiano che in inglese, se volete. In spagnolo capisco ma non riesco a parlare. Da New York ve l'ho detto, ciao!